siamo a 285 metri d'altezza dal livello del mare. La giornata è perfetta, fuori ci saranno 20 gradi, né troppo caldo né troppo freddo. Vediamo questo meraviglioso nuraghe Losa. Stiamo vedendo da Oristano. 600 metri, prendi l'uscita verso nuraghe Losa. Eccolo qua, 600 metri. Ci è arrivati qua al nuraghe Losa, speriamo che sia aperto. Adesso entreremo in questo bar che c'è dietro di me, è parcheggiato, dove ci dovrebbe essere la biglietteria, ci darà informazioni sul fatto se è aperto o no. Speriamo di sì, se no ci muoviamo da un'altra parte. Allora, biglietti per entrare, ora entreremo a vedere la Losa. Qua abbiamo un prospetto informativo, tutto da questo posto, questo bar biglietteria. E ora andiamo al nuraghe che è alle spalle di Michela. Eccolo là. Di cinta del nuraghe, della protezione, ormai crollati. Infatti lo vediamo da qua, vedete i muri di cinta, una fotografia dall'alto, perché qua purtroppo non si può usare il drone, è no fly zone, perché vicino c'è c'è la polizia, quindi c'è l'eliporto della polizia. Andiamo a vedere queste cose qua, guarda, qua continuiamo a vedere oggetti ricavati dalle pietre, pietre scavate, usate per qualcosa. Infatti vedete queste pietre qua. Allora, cosa c'è da dire sulla comunità nuragica di Abbasanta, del nuraghe di Losa? Il nuraghe di Losa, la civiltà, l'epoca della civiltà si aggira intorno al 1200-1600 anni avanti Cristo. E da questa parte andiamo verso il museo, da quella parte andiamo al nuraghe. Andiamo dove andiamo prima? Al museo o al nuraghe? Al nuraghe. Andiamo al nuraghe. Non so se rendono le proporzioni, ma il nuraghe è veramente gigante, enorme. Ecco qua, ci troviamo all'ingresso. Erano costruzioni da guerra. Non si sa che cos'erano, a quanto dicono erano costruzioni per controllare il territorio, costruzioni per adorare qualcosa, costruzioni per Che figata. dicono che erano per controllare il territorio. Allora, come entriamo c'è subito una stanza qua
il centro del nuraghe da questa parte, e qua c'è un'altra stanza che non so cosa sia, andiamo a vedere per prima. Abbiamo soltanto la luce del cellulare, poi ovviamente a terra ci hanno messo una luce per fortuna. Infatti guardate che lavoro. Questa è una delle cupole, una stanza che c'è come entri, tipo un'anticamera, molto suggestive queste luci per terra. Ti piace? Sì, è fantastico. Guardati questa stanza dove sono appena stato. Andiamo un po'. Però volevo vedere anche questa stanza prima di andare lì. Aspetta un secondo, qua è stato fatto questo di sostegno per sicurezza. E qua siamo nell'altra stanza simile a questa, però a quanto pare è crollato il tetto. Qui doveva essere chiusa in origine. Guardate questa architrave. Ciao. Guardate questa architrave enorme. E qua abbiamo le scale per salire su. Ma ci si può andare, dici? No. Io ci vado. Qua abbiamo le scale per salire su e qua abbiamo la cupola principale. Eccola qua. Questa è la cupola principale. Con varie nicchie, specie di nicchie, 1, 2, nicchie grandi, Vieni qua, amo, così vediamo le proporzioni. No, a metterti qua nelle nicchie. Aspetta, le proporzioni le vediamo subito. Eccola qua, Michela. Dove vado? Prova a metterti in questa nicchia, così vediamo le proporzioni. Quanto a me? Circa 1,70 di altezza, cioè 1,80 buoni di altezza qua, questa porta. Quindi le nicchie sono tutte di circa 1,80 di altezza. Ok, adesso ci avventuriamo sulla scala. Vediamo un po' com'è il di sopra di questo nuraghe. Qua c'è una nicchietta piccolina. Cavolo, fa tutto il giro, fa tutto il giro. Un'altra nicchia piccola qui. Siamo quasi all'esterno. Un'altra nicchia qua. Un'altra lì. Eccoci qua all'esterno. Che bello. Eccoci su. Alla cima. Qua non si può andare. Qua c'è una stradina che va ancora da questa parte. Questa è la punta principale. Continuiamo a salire per vedere il panorama dalla punta. Ecco qua. E laggiù c'è Monte Verru.
dove andremo dopo essere andati via da questo posto. Fantastico ragazzi, siamo arrivati in cima. Alto pericolo, basta. Oh, siamo in cima al Nuraghe Losa. Là c'è la catena del Gennargentu, là c'è Macomer, lo vedete? E dietro quella montagna c'è Scano Montiferro, Puglieri, laggiù c'è Oristano. Che bello qua su. Beh, adesso direi che è il momento di scendere. Fantastico, uno dei più belli che abbiamo mai visitato. Ecco qua, siamo usciti fuori, ora ci troviamo all'interno del nuraghetto che c'è subito dopo l'ingresso. Guardate questa pietra interessante, questa pietra è scavata all'interno e si dice che si nascondevano degli oggetti sempre all'interno di qualche pietra. Probabilmente questo era un nascondiglio, tipo una cassaforte primitiva, dai. Queste sono tutte le costruzioni degli abitanti di questa zona, di quel periodo là. I resti delle costruzioni, qua sicuramente ci saranno state case, che ne so, chiese, specie di chiese, luoghi di culto, dai. Che dire? È maestoso. Gigantesco. Maestoso proprio. Cioè guardate ragazzi, mi sono messo anch'io per mostrarvi proprio quanto è gigante questo nuraghe. Ecco, vi ricordate le pietre di cui vi avevo parlato? Eccone altre. Poi io non lo so se è stato fatto da qualche persona o è la pietra proprio che aveva all'interno qualche minerale che è stato perso. Beh, che dire, bello, vero? Sì. Beh, andiamo avanti con la nostra avventura. Adesso andiamo a visitare I monti. Andiamo nelle montagne a trovare Heidi, va bene? Va bene. Heidi Sata, Heidi Porco. Quindi andiamo via da Nuraghe Losa e ora ci rechiamo a Montiferru nelle montagne. Quindi Nuraghe stop, fine. Quindi museo chiuso. Fine, dai, basta. Nel viaggio verso casa, verso il ritorno a Oristano, ci siamo fermati a San Leonardo. Stiamo andando a Santo Sussurgiu
Guardate questa bellissima chiesetta di San Leonardo, che ora non so il nome, però questa è la Piazza Cavalieri di Malta. Ma bellissimo San Leonardo, la verità, venite a trovarlo, venite, passateci a San Leonardo perché è una figata, proprio bel paesino. E poi si possono trovare anche i funghi, adesso cerchiamo qualche fungo. Qua ci sono i porcini. Qui c'è il giardinetto privato della chiesa, che adesso è chiuso, non possiamo vedere. Siamo a 865 metri di altezza. Montiferru. Lassù c'è un castello, non so come si chiami. Comunque stiamo scendendo verso Cuglieri, laggiù c'è Bosa. E ora rientriamo a casa. Il nostro viaggio finisce qua. Ciao a tutti, un saluto da Michela e Salvatore.